lo scoprì, che poi tra l'altro mi pare ci sono state anche delle smentite. Sì, non so, sono servizi segreti, quindi diranno anche dove sono, io non lo so, ma su questo mi posso trovare. Siamo su scherzi Però a ecco, parte. il fatto di indignarsi per la presenza comunque di persone che sono naturalmente che ragionano non secondo quelli che sono gli schemi della legalità che sono presenti all'interno del nostro paese, preoccupa, no? Quindi cioè sono terroristi, no, servizi sono terroristi, Mossad? Però è naturale che sì, sapere che ci sono, ben vengano. venga certificato. No, molto probabilmente vengano. il posto più sicuro il 14 ottobre sarà lo stadio. Infatti io andrò allo stadio con le mie figlie. Quindi sì, però sì, detto ciò, cioè, io me l'aspettavo che no? Sì, no, io quando ho letto le dichiarazioni di ieri dei consiglieri di Leonardo, della Pellegrini, cioè non sapevo se ridere o se piangere, cioè dico ma siamo, non lo so, o siamo sul set di Zelig, o siamo sul set di Scherzi a parte, o siamo sul set della corrida dilettante lo sbaraglio, ma come si fa a sparare una roba del genere? C'era anche l'anno scorso, ma scoprono adesso che esistono i servizi segreti, ci sono anche servizi segreti italiani che fanno la stessa cosa che fa il Mossad quando devono presidiare, accompagnare e controllare determinati eventi, determinate personalità. Certo che viene il Mossad. Quindi non si fidano dei servizi segreti italiani? Ma non è che non si fidano, li rafforzano, ma li li rafforzano. Non ci si fida fra di noi. Li rafforzano, no.